Eder. Mac Pallister. Trieste, l'ex gioielliere ucciso in casa, l'autopsia dice che non ha avuto scampo. C'è un dettaglio che più di 1000 ipotesi ti inchioda alla scena. Nicola Granieri era in pantofole. Non stava rientrando di corsa, non stava sorprendendo un intruso già dentro. Era a casa, in abiti da casa, nel suo appartamento di via Felice Maclig, Rione San Luigi, quando qualcuno è entrato e se lo è fatto aprire. L'aggiornamento di oggi, martedì 23 dicembre 2025, arriva dall'autopsia. Un colpo di pistola alla nuca esploso da distanza ravvicinata. Sul corpo, a quanto riferito, non risultano segni di colluttazione. L'uscita del proiettile viene descritta all'altezza della tempia. Tradotto, Granieri non ha avuto il tempo di difendersi. È la fotografia di un'azione rapida, netta, da 2 secondi e finisce tutto. Il corpo viene scoperto giovedì pomeriggio da un amico. Non riusciva a contattarlo, va a casa, entra e lo trova riverso a terra in una pozza di sangue. Granieri, 73 anni, corporatura minuta, non è il profilo di chi ingaggia una colluttazione lunga. Qui l'impressione è che l'incontro sia stato normale fino all'ultimo istante. Poi la luce si spegne di colpo. Ed è proprio l'idea dell'incontro volontario a rendere la storia più pesante, perché restringe il campo. Non stiamo cercando uno sconosciuto qualunque, ma una persona che la vittima lascia entrare. Gli investigatori lavorano su più piste, ma la domanda che rimbalza sempre uguale è questa: perché quell'uomo era lì? Una discussione su affari, un debito, un regolamento legato a denaro e preziosi custoditi in casa, oppure un tentativo di impossessarsene sfruttando fiducia, abitudini e routine domestica. Qui entra un altro nodo: il telefono e più in generale i dispositivi. In queste ore viene raccontato che in casa erano presenti telecamere o sistemi di videosorveglianza e che parte della ricostruzione passa da immagini e tracciati digitali. Ma resta un punto delicato: capire cosa sia stato effettivamente acquisito, cosa manchi e soprattutto se qualcuno abbia provato a ripulire la scena digitale insieme a quella materiale. Se un delitto ha bisogno di una cosa sola per diventare ancora più complicato, quella cosa è un dispositivo che sparisce o che viene messo a tacere. Nel frattempo, intorno a via Maclig, gli accertamenti si allargano. Telecamere pubbliche e private in zona, testimonianze di vicini, riscontri su spostamenti e contatti, verifiche su chi abbia avuto accesso all'edificio e su chi in quelle ore avesse un motivo per farsi aprire. È il classico lavoro a cerchi concentrici, prima la casa, poi il palazzo, poi la strada, poi la rete di relazioni. E poi c'è l'elemento che in cronaca accende sempre la seconda domanda: in casa ci sarebbero stati soldi e valori. Una quantità tale da far discutere, perché non corrisponde all'idea del 200 euro nel cassetto. Proprio questo, secondo le ricostruzioni emerse, spinge a maneggiare con cautela la pista della rapina tradizionale. Se l'obiettivo era portare via contanti e preziosi, perché lasciarne una parte rilevante? E se invece l'obiettivo non era prendere, ma chiudere, allora si entra in un'altra categoria di delitti, quelli dove la sottrazione di beni può essere un contorno o una maschera, non il motore. Attenzione però, non è una rapina, non significa automaticamente non c'entra il denaro, anzi, significa che se il movente è economico potrebbe essere più sporco e più personale, un credito, un debito, un accordo, una consegna, un attrito che arriva a maturazione. Anche l'eventuale disordine o la ricerca tra cassetti e armadi può avere più letture, dal setaccio vero alla messa in scena per confondere le acque. Il profilo della vittima, per come viene raccontato, aggiunge ulteriori livelli. Un uomo con un passato discusso, finito in vecchie vicende giudiziarie e negli ultimi anni molto presente anche in contesti di attivismo e piazza. Questo non spiega un omicidio, ma aiuta a capire perché la squadra mobile stia ricostruendo l'intera rete: affari, frequentazioni, abitudini, contatti, eventuali conflitti. Quando un delitto avviene in casa, senza segni evidenti di effrazione, con la vittima in pantofole, la vita privata diventa la mappa. Adesso la partita vera si gioca su 3 tavoli, collegati tra loro. Chi è la persona che entra prima del colpo? Cosa manca davvero dall'appartamento, se manca qualcosa? E cosa restituiscono i dispositivi, tra immagini, telefoni, contatti e movimenti? Perché un colpo alla nuca può chiudere una vita in un attimo, ma un dettaglio digitale o un passaggio ripreso può riaprirla tutta, all'indietro, fino a quella porta di casa che qualcuno si è fatto aprire. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.